vissuto e che continuiamo a vivere anche in queste settimane. Ecco perché pensiamo che questa può essere una grande sfida che vogliamo lanciare al sistema politico, alla rappresentanza parlamentare. Vogliamo una legge che non obblighi nessuno ma che sostenga, incentivi, valorizzi le relazioni sindacali e il ruolo delle parti sociali, aprendo una nuova fase di rigenerazione nel rapporto tra capitale e lavoro, tra imprese e lavoratori. Ecco perché la viviamo come una vera grande riforma istituzionale. Siamo nel pieno della raccolta delle firme, registriamo tanta adesione, tanta sensibilità delle lavoratrici, dei lavoratori, stiamo apprezzando molti sostegni che ci arrivano dal sistema accademico, universitario, da alcune espressioni illuminate dell'imprenditoria italiana e anche da pronunciamenti importanti di alcune forze politiche parlamentari di governo e di opposizione.